curiosissimi, è un'arte che voi praticate con maestria. Nel 1922 è nata una scuola che ha formato maestri e artisti che hanno realizzato opere grandiose. Di che cosa lo state vedendo? Stiamo parlando del mosaico. Scuola Mosaicisti del Friuli, l'unico istituto professionale d'arte dedicata proprio alla composizione del mosaico. Allora, stiamo vedendo due opere che lei ha deciso di portare, che sono forse le più trasportabili anche. Allora, dove si trova questa scuola di mosaicisti e cosa la rende diversa dalle realtà pure simili che esistono? Allora, la scuola si trova appunto a Spilimbergo, che siamo a metà strada, diciamo, fra Udine e Pordenone, dove la tradizione del mosaico risale senz'altro al 1500, quando i nostri artigiani, i nostri operai andavano a lavorare soprattutto a Venezia, mosaici di San Marco. Poi da lì le varie famiglie sono andate a fare mosaici in tutto il mondo, parliamo dal Cremlino alla Biblioteca del Congresso di Washington, e solo nel 1922 si è sentita la necessità di istituire una vera e propria scuola, perché ovviamente prima si imparava a bottega come tutte le arti. Qual è il tratto distintivo? Diciamo che chi conosce i mosaici sa che i vostri sono fatti in quella maniera lì. Allora, all'inizio si diceva che il tratto distintivo era il cosiddetto mosaico a rovescio su carta, anche qui una parentesi. Il mosaico era un'arte dove l'artista andava sul posto e applicava una tesserina, si chiamano tessere, no? Una vicino all'altra, utilizzando i materiali naturali, cioè i marmi di vari colori, oppure le paste vitree. Questo però significava andare sul posto. Alla metà del 1800 c'è stata una grande invenzione che ha permesso di fare il mosaico in laboratorio, cioè in pratica incollavano le tesserine su un foglio di carta e le incollavano a pezzi come un puzzle, dopodiché veniva appunto rovesciato, veniva applicato al muro, questo pezzo di mosaico, uno vicino all'altro, si toglieva la carta e appariva il mosaico. Questa è stata l'invenzione che ha rivoluzionato il mosaico. La prima grande opera sono tutti i mosaici dell'Opéra di Parigi, che sono fatti con questo sistema. E la scuola per parecchi anni, essendo appunto un istituto professionale, insegnava questa tecnica, che è la stessa tecnica che si utilizza anche nel mosaico industriale. Però ultimamente, diciamo che in questi ultimi decenni noi insegniamo tutti i tipi di mosaico. Siamo un istituto professionale che però è cambiato completamente. Cioè io, tanto per inquadrare un po', da noi venivano i bambini con i calzoni corti, oggi invece tutti i nostri studenti sono diplomati o laureati. Questo libro che io ho in mano, che in realtà è un racconto fotografico di tutte le migliori produzioni che avete fatto, stavo cercando una specie non di è proprio così, asciugamano. Aspetti, perché questa la devo far vedere, non so perché ma mi ha colpito. Questo è un asciugamanino da bagno, diciamo così, però è fatto con la pietra, sì, per cui ha una morbidezza, un panneggio che sembra la materia, insomma la stoffa, invece non è così. Invece qui c'è una storia dietro. Sì. Questa che è la copertina di questo piccolo opuscolo, che cos'è? Allora, chiariamo subito, questo non è un opuscolo, ma è una raccolta. No, è vero, no, è una raccolta, noi questo lo pubblichiamo ogni anno. Questi sono i lavori fatti dagli studenti durante l'anno scolastico. Pertanto ogni anno noi pubblichiamo il catalogo delle opere fatte durante l'anno. Tranne questo però. Sì, quello non l'abbiamo fatto ultimamente. Beh, questo merita essere raccontato. L'anno scorso, in occasione dei 90 anni di fondazione della scuola, noi fra l'altro abbiamo fatto delle opere di ristrutturazione e in una classe, esattamente in una prima, dovevamo togliere una pannellatura in legno. Questa qui che vediamo, no? Esattamente, una pannellatura che era dietro proprio la cattedra. Serviva per appendere. Ci mettevano i foglietti. Esattamente. Abbiamo dovuto togliere perché dovevamo fare il controsoffitto, questione di risparmio energetico. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che dietro la pannellatura c'era il mosaico. È stata una sorpresa incredibile. No? Cioè voi non lo sapevate? No, questo mosaico era lì da che anno? Allora, il mosaico è stato fatto, perché poi abbiamo fatto le ricerche ovviamente, nel 1929 è stato chiuso, tamponato, nascosto durante la seconda guerra mondiale, probabilmente per paura che lo rubassero, e se noi non andiamo a fare i lavori
è lì e nessuno lo sa. È 2,50 m di diametro, non è piccolo, diciamo. Sì, non è piccolo. Che ruolo ha avuto l'emigrazione friulana nell'affermare questo tipo di arte, dove soprattutto ci sono esempi proprio eclatanti della manualità italiana all'estero? Allora io qui distinguerei subito due periodi. Quello prima della scuola, dove i nostri emigranti andavano all'estero e imparavano a fare mosaico, in quanto già loro corregionali c'erano e si trovavano, e il periodo subito dopo la Prima Guerra Mondiale. E la scuola è nata proprio per dare, come si può dire, dare un mestiere ai nostri migranti. Parliamo del 1922, che la nostra terra è sempre stata una terra di emigrazione. Se però i nostri migranti andavano all'estero conoscendo il disegno, perché da noi si studia anche disegno, conoscendo il disegno e conoscendo il mosaico, avevano molte più probabilità di riuscire. Io a Alido Sì. Gerussi devo dire semplicemente grazie, perché ha portato in questo studio una sapienza antica, ben gestita, con il rigore che deve essere proprio dell'istruzione. Faccio anche i complimenti per questo doppio binario che portate avanti, cioè tanta tradizione ma innovazione e quindi competitività sul mercato. Do il sito per chiunque anche all'estero fosse interessato: www.scolamosaicisti.friuli.it. un po' lunghetto ma lo ripetiamo: www.scolamosaicisti.friuli.it, per sapere più o meno i corsi, quali sono i criteri e quindi anche informarsi. Può essere una passione ma può essere anche e soprattutto un bellissimo lavoro. Quindi grazie per essere stato con noi, per averci portato anche questi belli esempi qui in studio. E noi, come lei saprà, abbiamo una rubrica adesso che si apre, una rubrica di servizio, è una collaborazione. I nostri italiani all'estero ci dicono delle domande a cui non riescono da soli a dare risposta, soprattutto sulle questioni burocratiche, e noi chiamiamo i nostri esperti che diranno la loro per risolvere i loro problemi. Insomma, in una parola, Infocommunity.